La Sicilia è la regione forse in cui ci si è più mobilitati per il referendum, a dimostrazione che qualcuno del Sud non se l'è dimenticato e anzi che c'è una grande energia, una grande partecipazione. Ci sono moltissimi ragazzi, moltissime ragazze, giovani, però già competenti, già molto volenterosi, e quindi io vorrei che questo messaggio arrivasse a tutta la Sicilia, a tutta l'Italia. Si può cambiare la politica facendo attivismo, facendo i banchetti per il referendum, costituendo i comitati il possibile e partecipando in generale alla vita democratica del Paese. La Sicilia per una volta per me è un modello non solo negativo, visto che Alfano è diventato del PD, mi fa piacere, lo dico con ironia, lo dico in una regione che conosce Alfano e forse si merita e ci meritiamo tutti quanti dell'altro. Cioè, dobbiamo smettere di raccontare l'unità della sinistra come un tema accademico. Noi la stiamo facendo, lo proponiamo a tutti con molta umiltà, con comitati che nascono dal basso. Per esempio io molte persone le ho conosciute dall'aeroporto a qui, non le conoscevo prima, non c'è nessuna tattica, nessun calcolo, c'è bisogno di ricostruire un percorso. Mi dispiace che il Partito Democratico si sia snaturato così, che abbia scelto il partito della nazione, voi avete quello della regione perché siete autonomisti, avete un vostro partito. Però insomma io penso davvero che ci sia bisogno di altro nella politica italiana, in dialogo con tutti, in confronto duro quando serve, ma anche con la capacità di relazione politica in questi anni per esempio mancata al Movimento 5 Stelle. Se c'è uno bravo cerchiamo di premiarlo, se c'è una ragazza che è capace facciamola crescere, non c'è motivo di ammazzarsi perché poi lo vede anche lei, la politica peggiora, scade e prevalgono le consorterie, i mamma santissima, i capobastone, basta. Noi non ne abbiamo, anche Civati non è un capobastone senza bastone.